Infoplus Vicenza 1-0 la situazione per le ragazze di Paolo Gabbianelli, il servizio per le rosse di casa e poi l'attacco da posto 2 molto interessante per la Minetti che non chiude. Uno scambio lunghissimo, il primo di questo secondo set, e poi al centro il punto facile facile per la Minetti Infoplus. 1-0 per le ospiti che nel primo set hanno avuto 3 punti da Paccagnella, 2 a testa da Jerkov e Petrauskaite, 1 da Kurcic, Arrighetti e Radulovic, dall'altra parte ben 6 da Kinga Makulevich e 7 da Carolina Costagrande, 2 a testa per Dall'Ora e Muri e 1 soltanto per Chiara Di Giulio. 6-0 i Muri per le ragazze del presidente Sardella, dicevamo un fondamentale che ha fatto la differenza. In battuta un errore per Pesaro, una battuta a punto per le ospiti. In ricezione avanti Pesaro 64% a 52, in attacco 44 a 24 sempre per le locali che attaccano adesso con la numero 9 Chiara Di Giulio. 2 per le ospiti, 1 per le padrone di casa che adesso vanno in avanti con Martina Pierantoni, nata a Fano nel 1990. Una giocatrice futuribile del vivaio di casa, un po' di fortuna anche per la Pierantoni. Adesso contrattacca Vicenza che manda in corridoio 2-2. Un'altra opportunità per Martina Pierantoni. Questa è la classifica aggiornata all'ultimo turno di Coppa Italia nel girone di Pesaro. Padova conduce a 13 punti, Vicenza segue con 10, poi Forlì a 4 e Pesaro che chiude con 3 lunghezze soltanto. Il punto ancora per Pesaro che parte a tutta birra anche in questo secondo parziale e Martina Pierantoni può allungare la sua serie al servizio. Manu Benelli che dà le indicazioni alle sue ragazze e le richiama a sé per il primo time out di questo parziale. 3-2 Scavolini. 3-2, la Scavolini continua a tenere in mano il pallino di questo match. Martina Pierantoni senza saltare, serve molto lungo su Mia Jerkov che poi attacca, cerca il money out, trova le mani del muro, c'è il punto per la Minetti. 3-3, la battuta è affidata a Ivana Kurcic che è rimasta in campo dopo il primo set abbastanza sottotono. Al servizio Kurcic su Di Giulio, Muri va dalla seconda linea di Costagrande, la pipe della italo-argentina che buca il Taraflex. 4-3. In battuta c'è Chiara Di Giulio che viene da Perugia, come dicevamo in precedenza, è nata nel 1985. Di Giulio serve molto, un servizio molto potente per lei e poi Radulovic va per la seconda linea di Kurcic che non passa, un po' sconsolata la giocatrice slovacca. 5-3 Scavolini. C'è un altro cambio per Manu Benelli, rientra la numero 3 Andrea Conti. Per la numero 1 Ivana Kurcic che non riesce a entrare in partita. In battuta c'è ancora la Scavolini Pesaro con Chiara Di Giulio. 5 chi serve, 3 chi riceve. La Scavolini avrebbe anche Mengarda da utilizzare però soltanto in futuro, in quanto adesso non può giocare perché non ha il passaporto sportivo italiano. 6 Scavolini, 3 Minetti Infoplus, ancora Chiara Di Giulio. Oltre a Zeroberto è impegnato in Giappone anche Riccardo Marchesi che è lo scoutman della nazionale italiana, quindi una vera e propria razzia per quel che riguarda i colori bianco-rossi. Questa volta non ci arriva Martina Pierantoni, il punto è di Vicenza che raggiunge quota 4 contro i 6 delle padrone di casa. In battuta la numero 8 Mia Jerkov. Ci sono anche 5 tifosi 5 di Vicenza pronti a sostenere la formazione ospite che però non riesce
a macinare punti. 7-4 per le ragazze della Scavolini. In battuta c'è Kinga Makulevich, sempre più una certezza di questa squadra. Serve su Paccagnella, poi lo scambio per la numero 5 Baldone Petrauskaite, che torna a far male. Un attacco di lusso per lei, che conquista il cambio palla. 5-7. In battuta è proprio la Paccagnella, che serve da lontanissimo, ci arriva in qualche modo Puerari, poi contrattacca Carolina Costagrande. Si gioca ancora con il possesso per Petrauskaite e c'è il punto ancora per Vicenza, che ottiene una palla break. 6 per le ospiti, 7 per le padrone di casa. Attenzione adesso, perché la Scavolini sta concedendo un po' troppo e rischia di rilassarsi. Ancora Paccagnella da lontanissimo, serve su Puerari, che è precisissimo. Poi una palla intelligentissima di Elisa Muri, sicuramente tra le migliori questa sera. 8 Scavolini, 6 Vicenza. Primo time out lungo. Martina Pierantoni, un nome, una garanzia in battuta per la Scavolini sul 16-9, senza saltare la schiacciatrice di Fano. E poi la numero 8 Mia Jerkov, questa volta spinge un pallonetto vincente. 10-16, più 6 Scavolini, che si è aggiudicata anche il primo set per 25-13. In battuta Andrea Conti, che è stata un fattore in questa partita. Schiaffeggia il pallone, il suo servizio floating, il gioco per Makulevich al centro. Dall'altra parte Radulovic ancora per Conti, che è diventata il punto di riferimento principale per Vicenza. Uno spauracchio vero e proprio per la Scavolini. 11-16, Vicenza ancora in avanti con Conti, che serve su Di Giulio. Ci arriva Muri per la seconda linea di Costagrande, che tenta una palla intelligente. Poi ancora Muri per il posto 4 di Di Giulio, che cerca e trova il block out. C'è il cambio palla per la Scavolini sul 17-11. Adesso Pesaro ritorna a far punti. Il possesso è per la numero 9 Chiara Di Giulio, che sostituisce in teoria nel sestetto titolare la Marianna Strenkenberg, brasiliana, acquisto estivo della Scavolini, schiacciatrice del 1983, impegnata in Giappone assieme a Sheila e a Zeroberto. Il Brasile è la favorita numero 1 per il mondiale, ma è considerata una delle prime squadre anche l'Italia, che tornerà in campo mercoledì contro la Corea per la seconda fase del mondiale. Carolina Costagrande, il bicipite dell'italo-argentina. Impressionante azione per Carolina, che spinge senza problemi e va più in alto di tutti. 18-12, più 6 Pesaro. In avanti senza problemi ancora Makulevich. Radulovic gioca per Paccagnella, non può arrivarci Martina Pierantoni, non ha ancora l'esperienza per raccogliere questi palloni insidiosi. 13-18, Stefi Paccagnella, centrale del 73. Ricordiamo che a Vicenza gioca anche Gaia Magnifico, giovanissima secondogenita del grande ex campione di basket della Scavolini Pesaro. È stata ceduta quest'estate proprio dalla Robur. Adesso Costagrande, non abbiamo più parole per definirla in questa partita. Una gara a 5 stelle per l'ex giocatrice di Iesi. 19-13, una palla che termina in corridoio per la numero 18 Elisa Muri. 14-19, meno 5 per le ospiti, con Radulovic in possesso di palla. La palleggiatrice serve al salto, poi Muri maschera questa palla strepitosa per Dell'Ora. Può ripartire Vicenza, buona ricezione da parte della Scavolini, si costruisce per Di Giulio, che non può chiudere, tocca la palleggiatrice, non affonda Conti, allora si riparte da Jerkov in bagger. Muri alla ricerca di Carolina Costagrande, questa volta la palla cade nella metacampo pesarese, troppo staccata dalla rete Carolina Costagrande per colpire questo pallone. 15-19, meno 4, si riavvicina Vicenza.
con Radulovic che si appresta a servire. Ricordiamo che al termine del girone di andata ci saranno altri 6 posti da assegnare per la Coppa Italia. Le prime 6 squadre del ranking, la numero 5 Petrauskaite non colpisce la riga, la palla termina out per fortuna della Scavolini che festeggia il punto numero 20 contro i 15 delle ospiti. Carolina Costagrande in battuta, chiara MVP di questa partita, almeno fino a questo momento. Radulovic gioca a 2 con Arrighetti, una palla al centro indiscutibile. Era stata molto buona la ricezione da parte di Vicenza, è stato un giochetto convertire dal centro. 16-20 in battuta c'è Valdone Petrauskaite, 22 punti per lei contro Padova nell'ultimo turno. Serve al salto la schiacciatrice lituana e poi da posto 4 viene fotografata Chiara Di Giulio. Adesso la Scavolini si sta complicando la vita, corre ai ripari. Paolo Gabbianelli chiama un time out sul 20-17. 17-20, palla per Vicenza che ha già accorciato le distanze in questo set. Adesso ha rotto, proverà a rompere il digiuno la Scavolini, però l'attacco ancora per Vicenza. Si coordina Conti e trova il 17° punto. 18-20, capolavoro per le vicentine che ritornano a +2 in questo set dopo una lunga rincorsa. Ancora Valdone Petrauskaite che ha servito molto bene in precedenza. Tenta il bis Petrauskaite su Di Giulio dalla seconda linea. Carolina Costagrande si va in cassaforte, però non chiude Costagrande. Adesso c'è un punto molto fortunoso per la Minetti Info Plus e Gabbianelli dà uno sguardo a Vercese, gli dice: adesso che facciamo? 19-20, non si può far altro che interrompere l'emorragia e chiamare time out. 19-20, continua il turno di Petrauskaite, lunghissimo per lei. La Scavolini ha perso un po' il ritmo in questo finale di primo set, adesso può attaccare per riconquistare palla, non riesce a chiudere Dall'Ora e allora c'è il punto meritato sotto rete da parte di Valentina Arrighetti. 20-20 dopo una lunghissima rincorsa, non ci credeva più neanche la Minetti, però la Scavolini l'ha rimessa in partita. 20-20, riprendono quota ed entusiasmo anche i tifosi della Minetti Info Plus. Petrauskaite ormai ci ha preso gusto, continua a servire al salto, però questa volta nonostante abbia allenato il servizio manda in rete. 21-20, ringrazia la Scavolini che se ne va a servire con Chiara Dall'Ora. Adesso vediamo se la Scavolini saprà gestire questo momento di difficoltà senza andare nel panico. 21-20, Dall'Ora sbaglia, no, invece questa volta la palla rimane in campo, pizzica la riga Chiara Dall'Ora che in precedenza aveva sbagliato un servizio. 22-20, nuovamente +2 Pesaro e Manu Benelli non ci sta, non vuole restare a guardare e interrompe il gioco. Time out Vicenza. Ancora Chiara Dall'Ora in possesso di palla. Ricordiamo che la Scavolini quest'oggi ha anche Lindsey Berg in panchina che si sta riscaldando, è arrivata però soltanto il 2 novembre, quindi difficilmente giocherà oggi. Cerca e trova il blockout Mia Jerkov, un attacco da manuale per la Minetti Info Plus con la pennellata della figlia d'arte Mia Jerkov. 22, il possesso è affidato alla Minetti Info Plus che serve molto bene su Di Giulio, poi al centro per Makulevich e con il tandem Makulevich-Costagrande si tenta di recuperare il terreno perduto. 23-21, Scavolini a un passo dal secondo set. Cambio per Gabbianelli, dentro Lunghi per Martina Pierantoni. Vediamo il servizio efficace di Lucia Lunghi, numero 11 della Scavolini. 23-21, la Scavolini quest'anno punterà molto sulla forza fisica e sull'atletismo, ha detto coach Vercesi, conoscendo molto Bene Zeroberto. Adesso c'è il punto ancora per Vicenza. La Scavolini guarderà i primi 3 posti delle 3 competizioni nelle quali è impegnata
scudetto, Coppa Italia e Coppa dei Campioni. 22-23, si va in equilibrio fino in fondo in questo secondo set. Muri gioca al centro, viene ribattuta Makulevich, adesso ci prova in banda la Di Giulio, che mette tutti d'accordo. Un signor punto per la Scavolini Pesaro, tutto l'impeto di Chiara Di Giulio, che adesso va a servire per chiudere il secondo set. 24-22 dopo il 3-2 dell'andata, lo ricordiamo, in favore di Vicenza. 24-22 al salto Di Giulio con tutta la potenza che ha in corpo. Radulovic va a cercare ancora Mihajerkov, il muro a 3, dice che non si passa. 25-22 Scavolini, 2-0 il computo dei set. 25-13, 25-22, tutto in favore della Scavolini Pesaro nei primi due parziali di questo ultimo turno della prima fase di Coppa Italia. Siamo nel terzo set e il primo punto per le ospiti. Un'occhiata alle statistiche del secondo set: 6 punti per Chiara Di Giulio, seguita a quota 5 da Costagrande, poi 3 quelli di Dell'Ora, 1 a testa per Makulevich e Muri. Dall'altra parte 6 per Mihajerkov, che è cresciuta in maniera esponenziale in questa partita, 4 per Arrighetti, Conti e Paccagnella, 2 per Petrauskait, 2-2 i Muri. In attacco prevalenza per la Minetti, in ricezione per la Scavolini Elisa Muri, l'1-1 firmato da lei. In battuta c'è Martina Pierantoni, siamo nel terzo set. La Scavolini proverà a chiudere questa partita, però Pierantoni manda in rete una battuta da migliorare sicuramente per lei, che è comunque giovanissima, classe 1990. 2-1 in battuta c'è la Minetti Info Plus Vicenza, che va con Valdone Petrauskait, che prende la rincorsa e serve questa palla insidiosissima. Chiara Di Giulio incrocia splendidamente e si mette in evidenza. Chiara Di Giulio, mani d'acciaio per lei, smarcata molto bene. 2-2, è proprio lei che va a servire. Acquisto estivo della Scavolini da Perugia, serve al salto Di Giulio e poi sotto rete tenta di chiudere Makulevich, ed è così infatti, dice il signor Gaspari di Ancona, nonostante qualche tentativo minimo di protesta di Manu Benelli, che chiede spiegazioni. 3-2 per la Scavolini, con Chiara Di Giulio che serve nuovamente questo pallone, alza di più la parabola e la palla termina out. 3-3, molti errori al servizio per la Scavolini in questa partita, 2 nel set precedente, ma 2 anche per la Minetti Info Plus Vicenza, che manda in battuta Valentina Arrighetti, centrale del 1985, serve corto Arrighetti senza troppa potenza, poi Carolina Costagrande cerca il money out, ma il punto è per Vicenza, che raggiunge quota 4 e va in vantaggio in questo set. Era molto tempo che non capitava. Si lamenta Angelo Vercesi. In battuta c'è la numero 2 Valentina Arrighetti. 4-3, Arrighetti spara in lungolinea, Puerari alza la palla per Costagrande, ci arriva con il pugno Vicenza, può ricostruire Radulovic, che cerca e trova Mihajerkov, ancora la Scavo, la palla non cade, tiene la sfera attiva ancora Vicenza, poi Mihajerkov, Puerari, un mezzo miracolo. Dalla seconda linea spunta Chiara Di Giulio, che sta crescendo, la sua pennellata regala il punto numero 4 alla Scavolini. 4-4, si è messa in proprio Chiara Di Giulio. In battuta c'è Kinga Makulevich, centrale del 78, 1,88 m di altezza, al suo secondo anno a Pesaro. Radulovic sceglie l'attacco di Conti, che trova il buco in difesa. 5-4 per le ospiti, che tentano di vincere almeno questo set. Andrea Conti in battuta senza saltare, Costagrande riceve bene, poi Muri scambia proprio con la italo-argentina, questa volta la palla termina out, non c'è stato il tocco e c'è il quinto punto per le ospiti, sempre avanti, scusate, il sesto punto per le ospiti. Andrea Conti può andare al servizio su Carolina Costagrande, che ha perso un po' di smalto rispetto all'inizio.
Di Giulio alza il pallonetto, la Scavolini però non attacca in maniera decisa, adesso è Puerari a salvare questa azione, non può arrivarci Radulovic e c'è il quinto punto per la Scavolini che ritorna a un'incollatura. 5-6. Adesso c'è la B1, ossia il palleggiatore che serve uno schema consueto nella pallavolo. Muri, poi Radulovic al centro per Paccagnella, il suo primo tempo cade in posto 6 e c'è il +2 per Vicenza. 7-5. In avanti la Minetti con Mia Jerkov, serve forte su Carolina Costagrande, poi Muri cambia lato e gioca per Dall'Ora che cerca e trova il money out. 7-6, sempre in vantaggio le ospiti, adesso è a -1 la Scavolini che può servire con Carolina Costagrande. Carolina senza saltare si concentra, poi spara questo pallone per la seconda linea di Vicenza, fa il buco per terra la Paccagnella che serve con grande impeto. 8-6 Vicenza, primo time out tecnico. Stefi Paccagnella amministra il pallone sull'8-6 per le sue compagne, questa volta però manda in rete, la palla muore prima di oltrepassare il nastro. 7 chi attacca, 8 chi riceve. In battuta c'è la numero 8 Chiara Dall'Ora che ha firmato un triennale con la Scavolini, l'anno scorso era a Padova. Radulovic gioca in 4, una palla sporca, la raccoglie bene Pesaro che però non riesce ad attaccare. Ancora Radulovic al centro per Arrighetti e tutte le volte che sceglie la soluzione in prima linea al centro Radulovic. La palla cade puntualmente. 9-7, +2 Minetti. Ancora Radulovic si incarica del servizio e spara forte su Costagrande, poi il gioco per Kinga Makulevich che torna a segnare. 9-8, sempre +1 per le ospiti. Adesso il possesso è per Martina Pierantoni. Ricordiamo che il campionato inizierà il 26 novembre e poi si andrà avanti diretti fino alla fine senza pause, anzi il 22-23 dicembre la Scavolini sarà impegnata in Supercoppa a Monterotondo con Bergamo, Perugia e Novara e poi il 30 si tornerà a giocare in campionato, quindi davvero senza interruzioni. 10-8 il possesso per Vicenza che ha recuperato il cambio palla con Petrauskait, attacca Chiara Di Giulio che viene ribattuta da un muro impenetrabile di Vicenza. Ancora un attacco per la Minetti Infoplus con Mia Jerkov che ormai ha preso le misure alla difesa della Scavolini. Un attacco illegale quello della Minetti Infoplus. Jerkov chirurgica. 11-8. Adesso l'inerzia è tutta nelle mani delle ragazze di Manu Benelli che hanno, lo ricordiamo, un paio di assenze importanti, Stefi Dalligna e Miyuki Takahashi. Il punto è di Kinga Makulevich. 9-11, non molla la Scavolini che tenta il tutto per tutto per risalire e provare a chiuderla qui. Chiara Di Giulio molto positiva in questa Coppa Italia, tanti minuti per lei che si è fatta le ossa. L'attacco è di Conti, capisce tutto a Martina Pierantoni che però qui sbaglia il bugger e c'è il 12° punto per la Minetti Infoplus. 12-9. In battuta ancora le ragazze in maglia bianca con Valentina Arrighetti, una buona partita per lei questa sera, però adesso sbaglia il servizio e regala su un piatto d'argento il punto numero 10 alla Scavolini. Kinga Makulevich serve al salto e poi Radulovic gioca in 4 per Mia Jerkov che manda in corridoio. Si dispera Manu Benelli, tutta la gioventù di Mia Jerkov viene fuori in questo colpo. Comunque
c'è davvero poco da recriminare a questa giocatrice che ha tenuto in piedi Vicenza, specie nel terzo parziale. Radulovic sceglie ancora Mia Jerkov, che questa volta non tradisce le aspettative. 13-11, resta in controllo seppur minimo Vicenza. E in battuta c'è Andrea Conti, schiacciatrice italo-argentina di 1,93 m di altezza, la giocatrice più alta in campo. Muri alza il ritmo e cerca Carolina Costagrande al centro, non chiude Dall'Ora. E poi c'è una incomprensione tra la palleggiatrice e le compagne di squadra. Sono quelle cose che non si vorrebbero mai vedere nella pallavolo, ma capita anche questa, specie in pre-season. 12-13 con il servizio per Pesaro. Radulovic che cerca la fast, lo schema 2, e poi lo rigioca nuovamente per Paccagnella, neanche questa volta riesce a passare Vicenza. Però poi c'è Mia Jerkov che carica il cannone e il suo destro è potentissimo. 14-12 Vicenza che si avvia a grandi passi verso il secondo time out tecnico. Mia Jerkov intanto ha messo insieme un congruo bottino e questa volta però sbaglia ancora Mia Jerkov, che alterna una cosa buona a un'altra cosa un po' scadente. E adesso Manu Benelli guarda la sua panchina e sceglie di cambiare Matea Ikic, che va a sostituire Mia Jerkov. 13 per le locali, 14 per le ospiti. Tenta l'aggancio alla Scavo con un altro servizio, questa volta di Carolina Costagrande. Radulovic gioca ancora al centro e poi colpisce la palla da terra Chiara Dall'Ora, però non può arrivarci Elisa Muri per il terzo tocco. 15-13. In battuta di nuovo Stefi Paccagnella, che ha preso in mano la squadra nel momento di appannamento. Puerari raccoglie bene, poi il gioco per Dall'Ora che non riesce a convertire. Dall'altra parte attacca Petruskaite e poi Chiara Dall'Ora ci arriva con il pugno a Vicenza, ma poi non si può tentare un recupero, impossibile. E il punto è per Pesaro che raggiunge quota 14, questo è il set più equilibrato della partita. 14-15, è un po' stanca la Scavolini, si vede dalle facce. Comunque Vercesi invita Gabbianelli e le sue ragazze a non mollare la presa adesso che la Scavolini ha le avversarie in pugno dopo aver vinto 2 set. L'attacco è per Pesaro dopo l'ottimo servizio di Dall'Ora. Costagrande dalle retrovie, non chiude. Dalla linea dei 3 metri tenta l'attacco senza rincorsa Petruskaite, poi Chiara Di Giulio. Il suo attacco è sublime. È precisa come la campanella a scuola. Chiara Di Giulio regala il 15° punto e dopo un lungo rincorrere arriva il pareggio in questo terzo parziale. Tutto da rifare per la Minetti Info Plus. 15-15. È il turno di Chiara Dall'Ora. L'attacco per Vicenza, ci arriva la seconda linea della Scavolini, poi l'attacco di Di Giulio che parte da lontanissimo. Radulovic gioca all'indietro per Conti, si continua questa azione con con Petruskaite, il 16° punto delle ospiti contro i 15 delle padrone di casa. Si va al secondo time out tecnico. 15-16 in vantaggio le ospiti al servizio con Radulovic. Muri al centro per Makulevich, riparte la Scavo con l'ultimo tocco di Di Giulio. Si continua a giocare con il posto 4 di Petruskaite. Dalla seconda linea la pipe di Carolina Costagrande. Perfetta lettura da parte della Scavolini che fa impazzire la difesa. 16-16, Gabbianelli dice a Lunghi che è arrivato il suo turno. In battuta questa volta non rischia la Scavolini, manda Lunghi al posto di Pierantoni. Scavolini che in questa Coppa Italia ha vinto soltanto una partita
ed è successo al tie break contro Forlì, poi è stata sconfitta sempre al quinto con Vicenza e da qui sono maturati 3 punti della sua classifica. Fa buona guardia la Minetti dopo il servizio di Lunghi, non passa Conti e adesso a Vicenza che tira il fiato. 17-16, time out Manu Benelli. 17-16, premiata Lucia Lunghi con un'altra opportunità al servizio. Resta in campo la giovanissima della Scavolini, l'attacco che non viene chiuso da Vicenza. Costagrande dalla seconda linea, il suo classico pallonetto, non è la scelta giusta questa volta, però Conti non passa, il muro di Pesaro è granitico e c'è il 18° punto per la Scavo che lascia sul posto le avversarie, mette la freccia e scappa via nuovamente a Lucia Lunghi. Tanti applausi per lei questa sera. Lunghi questa volta però sbaglia tutto e tra poco crediamo che lascerà il campo. 17-18, ci riprova la numero 5 Valdone Petrauskaite, un po' sottotono oggi rispetto all'ultimo turno contro Padova quando Vicenza si impose per 3-2. Ricambia il favore Vicenza con un altro errore al servizio, la Scavolini ringrazia e torna in posto 1 con Chiara Di Giulio. 19-17 Pesaro. Chiara Di Giulio spara alto questo servizio ma sbaglia ancora, incredibile serie di errori in battuta per entrambe le squadre. Naturalmente in campionato alcune cose vanno aggiustate, c'è ancora tanto da lavorare in vista dell'inizio della stagione e anche nuovi equilibri da trovare con le nazionali che rientreranno. Adesso Carolina Costagrande sa già bene quello che deve fare ed è elegantissima in questa esecuzione. 20-18, Kinga Makulevitz, il suo servizio al salto non tradisce e poi Radulovic in bugger per Conti che ha tutto il tempo di sistemarsi per un piazzato che non va. Costagrande, Carolina taglia a fettine nella difesa ed è precisissima. 21-18 Scavolini, Benelli mani nei capelli, chiama un time out. Sul 21-18 è rientrata Jerkov per Matea Igic. Benelli vuole giocare gli ultimi spiccioli forza di questa partita con il sestetto migliore. Il recupero è per le vicentine. 21-19, set ancora apertissimo. In battuta c'è Andrea Conti che ha fatto decisamente meglio nel secondo set. Questa volta un altro errore al servizio firmato dalla Minetti Info Plus e Gabbianelli rimanda sul rettangolo di gioco Martina Pierantoni per Lucia Lunghi. 22 Scavolini, 19 Minetti Info Plus. In battuta si prepara Elisa Muri, altra nota lieta di questa serata. Radulovic sotto rete per Paccagnella, il punto è per Vicenza. Non è riuscita a contenere il muro della Scavolini che ha sporcato ma non ha mandato a terra. Entra per la prima volta in questa partita Ilenia Vanni, centrale dell'83 al posto di Bojana Radulovic. Alza la prima linea Manu Benelli. Adesso c'è la ricerca di Chiara Dell'Ora che finisce a terra ma soltanto dopo aver convertito questo punto il suo a tutto braccio dopo l'ottima gestione di Elisa Muri. 23-20, dentro nuovamente Radulovic per Ilenia Vanni. In battuta si prepara Caro Costagrande. -2 dalla vittoria, la Scavolini sarebbe la prima non al quinto set in questa Coppa Italia. Di Giulio e poi Puerari, un altro miracolo. Mamma mia che partita anche Ramona Puerari. 24° punto per la Scavolini. Chiara Di Giulio. 24-20, 4 set point per la formazione del duo Gabbianelli-Vercesi. Carolina Costagrande serve e poi riparte la formazione ospite che chiude con Paccagnella
una buona scelta quella di Radulovic in questa circostanza. Non è riuscita a tenere la difesa della Scavolini, ha ferito di fast Vicenza. Ancora Pesaro, può chiudere, lo fa con la numero 8 Chiara Dall'Ora, finisce qui in 3 set per la prima volta in questa Coppa Italia. 25-21 il terzo parziale, finisce la prima fase di questa competizione. Allora da Montecchio è davvero tutto, ricordando il punteggio: Scavolini batte Infoplus Vicenza 3-0, 25-13, 25-22, 25-21. Camilla Cataldo vi ringrazia e vi dà appuntamento ai prossimi impegni casalinghi della Scavolini Pesaro. Purtroppo oggi siamo usciti dalla Coppa con una partita che secondo me non ha rispecchiato le gare che abbiamo fatto fino adesso. Sinceramente mi dispiace perché, voglio dire, abbiamo giocato bene fino ad oggi non siamo entrate decise. Verso la fine ci siamo un po' riprese, però non è bastato, perché naturalmente quando fai tutti questi errori poi è difficile, c'è anche un'altra squadra che fa il suo gioco al meglio, quindi adesso abbiamo 3 settimane per pensare bene al campionato e per prepararci al meglio, e sicuramente tante cose riusciremo a metterle a posto, quindi credo che alla fine potremmo trarre qualcosa anche da questa pausa. Niente, una partita un po' bruttina da vedere, magari per momenti abbiamo giocato bene, per momenti non abbiamo giocato, abbiamo sbagliato anche tanto e non so cosa dire perché sono un po' così. Niente, adesso vediamo di riposarci, di mettere la testa a posto e iniziare a full il campionato e basta. Sono molto amareggiato perché credo che abbiamo chiuso questa Coppa Italia come peggio non meritavamo e non dovevamo fare. Abbiamo giocato male, direi che non abbiamo giocato. Loro sicuramente hanno fatto una partita buona, molto buona, giocato molto tranquilla, una squadra che non aveva più niente da dire. Mi dispiace per come abbiamo giocato, al di là del risultato eccetera. Comunque adesso abbiamo tempo guardiamo avanti, questa ormai è andata. Abbiamo tempo di recuperare fisicamente, che comunque sicuramente ne abbiamo bisogno, e poi lavoreremo di nuovo sui nostri piccoli problemi tecnici. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di €12. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli €12 la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da €9 a trimestre. Aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più. Con Vicenza Più Freedom Club. ROI, la Fondazione De Morita.
Il marchese Giuseppe Roy la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.